Amici bellini, eccoci qua, non volevo lasciarvi un giorno senza video, ho aspettato, notizie che fossero interessanti, commentabili, non ce ne sono, a parte il fatto di Osimhen, e allora cominciamo a fare approfondimento Fiorentina, perché è importante, perché esistono gli avversari, il Napoli, padrone, vinciamo tutti. Cominciamo, va! Allora, amiche mie, amici miei, benvenuto Giovanni Iorio, tutti nuovi iscritti, benvenutissimi, nuovi iscritti, vi dico, ve lo comunico così, c'è questa abitudine sul canale, la community, gli amici bellini, quelli di vecchia data, lasciano il like preventivo, a prescindere poi dal contenuto, perché il contenuto del video magari si commenta, ecco, perché dici, siete, non sono proprio d'accordo con tutto quello che stai dicendo, you're full of shit, va bene, e va bene, si commenta, ma il like è una questione di cortesia e noi la cortesia è importante. Allora una cortesia ce la fa l'amico Gabe, che molti di voi già conoscono, tifoso della Fiorentina, residente in Canada, che insomma con i fusi orari almeno ci troviamo un pochino, però lui è al lavoro e allora non abbiamo potuto fare, perché lui è al lavoro e tra un'oretta vado al lavoro io, quindi è un macello sempre, e allora abbiamo fatto questa cosa un pochino a distanza. Io lo metto qui, lo metterò qui, lo guardo lì, però lo ascolto insieme a voi per la prima volta, non ho ancora ascoltato, quindi gli ho fatto un po' di domande sulla Fiorentina, andiamo a sentire come sta la Fiorentina, c'è un pochino di chiacchiera e poi faremo anche probabilmente un ulteriore approfondimento sul suo canale. Vi lascio tutti i link in descrizione, il link del canale Telegram, li sentite le notifiche? Io sono privo. Cominciamo tranquillamente. Spero che non vi siate persi. Se l'avete persa, è chiaro, in questo momento che sto registrando l'Atalanta sta ancora giocando una partita, tra l'altro bellissima, ma io do priorità al Napoli e alla community, non me la vedo, me la rivedrò gli highlights, non c'è problema. Stasera c'è la Roma, ma se non vi va di vedere la conference, vi consiglio di recuperare, se non l'avete vista, la live dei numeri su Caffè Napoli TV, perché lì è stata interessante. Io purtroppo non sono riuscito per questioni di tempi tecnici, perché ero in pullman, ma c'era l'ospite Umberto Cariello, se ne è parlato alla grande, quindi poi intervengo alla fine. Secondo me è interessante da vedere, ma andiamo a sentire cosa ci dice Gabe. Ciao Vale, un saluto a tutti i tuoi iscritti, a tutti gli amici bellini. Rispondo velocemente alle tue domande, scusami se lo faccio da mobile, ma sono ancora a lavoro a quest'ora. Che dire, la Fiorentina come sta? Ti direi bene a livello di risultati, perché comunque abbiamo vinto l'ultima partita, nonostante abbiamo sofferto contro l'Empoli, abbiamo pareggiato a Milano contro l'Inter, anche se l'Inter è stato un po' in difficoltà. Non è scontato comunque fare risultato, fare punti a San Siro contro la squadra, secondo me, che ha la rosa più forte in Italia, che è l'Inter. Quindi ti direi bene, anche se in realtà io non credo stia benissimo da quando è andato via Vlahovic, perché comunque si nota una mancanza di gol che prima arrivavano, si nota una certa sterilità di attacco, e quindi ti dico, la Fiorentina sta così e così, bene su certi aspetti e male su altri. L'altra tua domanda che mi facevi era appunto se con l'assenza di Torreira ci sarà un cambio modulo. Io ti dico subito di no, il modulo è il 4-3-3, italiano è un talebano da questo punto di vista, molto integralista appunto, chiedo scusa per il gioco di parole e le rime, e quindi io credo ci sarà appunto un cambio di giocatore, giocherà Amrabat credo al posto di Torreira, magari più che un cambio modulo mi aspetto un cambio di tipologia calcistica, nel senso ci sarà forse una squadra leggermente meno offensiva e un po' più difensiva, visto le caratteristiche di Amrabat rispetto a quelle di Torreira, che oltre a fare il regista ultimamente ha giocato più avanzato, un po' tipo quasi trequartista, visto la mancanza di gol da parte degli attaccanti in questo momento. Piano gara. Parlando di Vlahovic, a noi Vlahovic manca, chi ti dice il contrario non vede bene secondo me le partite della Fiorentina, perché si vede quanta difficoltà in più ha la Viola a creare occasioni da gol, perché Vlahovic non era soltanto gol, Vlahovic era il tipo di attaccante di manovra che porta via le marcature, fa entrare gli esterni, e l'impatto di Piontek, Cabral e Koné non è grosso per ora come quello
che forse si aspettava la società. Io mi aspettavo che non avrebbero avuto un grande impatto, perché sono giocatori che vengono da campionati diversi, a parte Piontek che è l'unico che comunque ha fatto qualche gol e si è adattato abbastanza bene, però non è il tipo di giocatore che piace italiano, perché è un attaccante d'area di rigore, non è un attaccante di manovra come Vlahovic e non è il classico attaccante per il modulo d'italiano. Cabral e Koné vengono da 2 campionati diversi, mi aspettavo un uso maggiore di Koné, che sicuramente non è contento della situazione a Firenze. Questo lo dimostra anche l'intervista rilasciato a un giornale, a una rivista francese, dicendo che la Fiorentina è un'ottima squadra intermedia dove arrivare, però è una tappa, appunto, non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, quindi questo fa intuire che comunque il giocatore non sia contento di quello che sta vivendo ora. Io credo che comunque più avanti Koné verrà utilizzato con più diciamo costanza da parte di Italiano, è solo una questione di adattamento. Cabral per ora veramente fuori dagli schemi del mister, ma fuori in generale dal ritmo partita italiano, perché il campionato svizzero, anche se è migliorato, non è sicuramente un campionato allenante come quello della Serie A, e lo aspettiamo. Un gol ha già fatto contro il Sassuolo, che però non ci è servito a nulla perché abbiamo perso. Comunque aveva fatto gol anche contro l'Empoli, però gli è stato annullato per un netto fuorigioco dell'assist man, appunto, di Saponara, quindi non lo so. Riguardando la tua ultima domanda, ovvero se posso trovare delle similitudini con le partite precedenti, ovvero l'andata a giocata a Firenze, dove il Napoli ha vinto meritatamente, anche se la Fiorentina l'aveva messi in difficoltà il primo tempo, poi nel secondo tempo il Napoli ha gestito e ha vinto 2-1. Mentre nella partita di Coppa Italia voi avevate tante assenze, quindi immagino che sia stato anche più difficile. Lì ho visto una bella Fiorentina, non ancora orfana di Vlahovic, anche se poi il primo tempo era stato equilibrato. La Fiorentina è riuscita ad andare in vantaggio anche grazie al capitano Biraghi, che segna da lontano, e poi il Napoli, anche se era in inferiorità numerica la Fiorentina, poi il Napoli è tornato nello stesso numero, perché c'è stata un'espulsione anche del Napoli, quindi 10 contro 10, e lì vi abbiamo comunque battuto, perché mi sembrava un Napoli stanco in quel momento, un Napoli un po' in difficoltà. Io invece questa volta mi aspetto un Napoli molto forte e mi aspetto una partita molto difficoltosa, sinceramente. Per quanto riguarda la tua domanda, che era la seconda e te l'ho lasciata per ultima, ovvero se credo all'Europa League, io ti dico no. In questo momento la Fiorentina non è una squadra che ha la forza per andare in Europa. Io ci spero, perché tifo Fiorentina, ma per me le 3 con cui stiamo lottando, ovvero Atalanta, che in questo momento tra l'altro stava vincendo con l'Ipsia all'Ipsia, Atalanta, Lazio e Roma sono a livello di rosa più forte della Fiorentina, nettamente. La Fiorentina è stata brava a rimanere lì perché ha un fuoriclasse in panchina che è Vincenzo Italiano. Io non smetterò mai di ringraziare Gattuso, il vostro ex, per essere andato via, per aver litigato con Rocco, perché Italiano per me è molto più bravo di Gattuso. Si vede anche da voi, con la stessa squadra Spalletti sta facendo un campionato per la lotta a scudetto. Io auguro al Napoli di vincerle tutte tranne quella con la Fiorentina, e però per il resto vi auguro di vincere tutte, perché siete una bella squadra e Luciano Spalletti si meriterebbe di vincere uno scudetto. Io, detto questo, mando un bacio a te e a tutti i tuoi iscritti, un caro saluto. Ciao Gabe, e grazie mille per il tuo intervento, per le tue parole, molto molto preciso. Ci aiuti a capire la situazione. Il passaggio su Gattuso è sfizioso e mi rendo conto, perché Italiano è sicuramente uno di quegli allenatori che dimostra di dare un'impronta alla propria squadra. Io resto sempre prudente nei giudizi, eccetera eccetera. Vediamo a fine campionato cosa avrà fatto Spalletti, che ci sta facendo vedere delle cose ottime. Più che lavorare su quello che è il gioco del Napoli, perché ce lo ha detto lui dall'inizio, io sono partito da quanto buono di fatto l'anno precedente e ho cercato di aggiungerci qualcosa, e credo che lo abbia fatto. Ha aggiunto fase difensiva. Il Napoli ha sicuramente la migliore difesa e non è un caso. Calzona
ricordiamo sempre i collaboratori dello staff di un allenatore. È chiaro che non si può paragonare l'esperienza di Spalletti con l'esperienza di Gattuso. Non butto a mare i panni col bambino di tutto quello che si è fatto l'anno scorso, come non lo ha buttato Spalletti. Tireremo le somme probabilmente per un giudizio finale a fine campionato, perché il Napoli sarà in grado di fare il miracolone, di vincere il più possibile, addirittura cercare di lottare fino alla fine per quella cosa che non si dice. Sarebbe straordinario. È chiaro che gli facciamo una piazza in statua per plebiscito, voglio dire, a Spalletti, senza alcun dubbio, senza per questo dover parlare poi di quello precedente, che per me ha fatto quello che poteva fare. Ricordiamoci le attenuanti che ha anche Spalletti, perché anche quest'anno non siamo stati fortunatissimi con le assenze, però con le assenze questa volta siamo andati meglio paradossalmente di quando eravamo al completo, dove abbiamo steccato quelle 2 o 3 partitine al completo. E comunque capita, perché il calcio è questo: esistono le partite stregate che non ti va bene, esistono gli avversari a volte più forti, più performanti, e va bene così. Quindi amici miei, io vi bacio. Abbiamo capito qualcosa di più della Fiorentina, ci saranno altri approfondimenti, ovviamente non vedo l'ora di sentire l'ulteriore conferenza di Spalletti. Io c'ho pochi dubbi, già ve le ho fatta vedere quella che potrebbe essere la formazione del Napoli, c'ho pochi dubbi, vediamo. Insomma, ci dicono che la Fiorentina non ha più quel gioco che intorno a Vlahovic si sviluppa in un certo modo. Cerchiamo di capire, però Piontek già ci ha fatto male subito, che penso fosse l'esordio suo. Insomma, dobbiamo stare attenti, perché hanno i giocatori con i colpi per farti male. Italiano è un ottimo allenatore e su questo non c'è dubbio. Sulla fase difensiva di Italiano io mi tengo sempre possibilista che qualche buco lo lascia, qualche gol lo prendono, e il Napoli, se fa le cose come deve fare, può tranquillamente mettere in difficoltà questa Fiorentina da New York. Valerio Fluido è tutto. Io per Sfizio, visto che stavano ancora giocando, fammi vedere, perché mentre Gabe parlava l'Atalanta era in vantaggio, mentre io faccio il video l'Atalanta aveva pareggiato. Tra l'altro gol bellissimo di Muriel, è il secondo gol Zappacosta, una sorta di autogol. Come lo porta autogol? Sì, ma c'è il cross di Angeligno, mamma mia, che spettacolo, quello è un esterno per cui io farei follia. Ma vediamo Oliveira, non c'è problema, il mercato poscia, se ne parla poscia da New York. Valerio Fluido è tutto, state tuned, lasciate i like perché vi siete dimenticati, guarda un po'. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.